Raffaele Speranzon, dati che emergono sempre più con una netta affermazione. Netta affermazione del centrodestra, e questo ovviamente non può che darci grande soddisfazione, a dimostrazione che i veneti hanno saputo riconoscere il buon governo del Veneto in questi anni. Un'ottima affermazione pare anche da parte di Fratelli d'Italia. Adesso vedremo le proporzioni del successo di Fratelli d'Italia, dato che noi alle ultime elezioni regionali eravamo al di sotto della soglia del 10%, adesso siamo abbondantemente al di sopra del 20%. Grande invece insoddisfazione e preoccupazione per il dato relativo all'affluenza, perché sapere che la maggioranza dei veneti ha scelto in queste elezioni regionali di astenersi dalla partecipazione al voto è una cosa che ci preoccupa, perché vuol dire che insomma, questa disaffezione nei confronti del voto crea un problema anche alla democrazia. La democrazia è fatta di partecipazione, se viene a mancare la partecipazione diventa un problema, è un diritto quello di votare, ma è anche un dovere a parte dei nostri concittadini recarsi al voto per poi esercitare una funzione di controllo nei confronti di coloro i quali hanno scelto di votare e dai quali hanno scelto di farsi rappresentare. Dovremo tutti, forze politiche, forze civiche a livello regionale, ma temo a livello nazionale, visto che i dati di Puglia e Campania non si discostano da quelli veneti, fare una riflessione che ci porti a migliorare la possibilità per i cittadini di partecipare alla vita politica, come è previsto dalla Costituzione e come è doveroso in una democrazia. Che regione Veneto sarà questa senza un Luca Zaia? L'altra volta con oltre il 70% dei voti, questa volta invece più distribuito il voto, ma certamente con un partito più avanti degli altri. Sarà una regione del Veneto dove le varie forze politiche, nella misura in cui sono rappresentative del consenso popolare, porteranno le proprie istanze, porteranno le istanze dei cittadini che rappresentano. Sicuramente il peso di Fratelli d'Italia salirà enormemente rispetto a quello che aveva fino ad oggi. L'auspicio è che il nostro senso di responsabilità rispetto alle grandi aspettative che gli elettori hanno nei nostri confronti ci porti a fare il meglio per i veneti, e sono sicuro che sarà così.